numeri della presa in carico di bambini e adolescenti nella nostra regione che abbiano disturbi a livello neuropsichiatrico sono numeri che fanno impressione davvero. Solo il 7,3% dei ragazzi sotto i 18 anni che ha bisogno di essere curato e attenzionato viene visto, viene davvero preso in carico. Sono numeri che riguardano più di 140.000 famiglie che non possiamo ignorare. Significano servizi carenti, diagnosi in ritardo, prese in carico nella neuropsichiatria infantile a volte di mesi o anni di attesa. Crediamo che serva una responsabilità istituzionale e che in termini di piano di assunzione di personale, di strumenti di programmazione e di consapevolezza rispetto ai bisogni delle famiglie non si possa più aspettare. Il centro di tutto questo è l'interesse preminente del minore e quello che i ragazzi, i nostri adolescenti vivono soprattutto nel post-Covid. Arretrare o attendere ancora risposte chiare di sistema non è più possibile. La situazione nel Veneto è molto inadempiente, nel senso che noi dovremmo avere 150.000 minori che accedono, il 20% insomma, stimato dalla intesa Stato-Regioni che accedono ai servizi, di questo ne accede ai servizi il 6,5%, cioè circa 50.000. Però il problema è che di questi 50.000 solo il 4,4% alla fine è una diagnosi, cioè 32.000, ma solo il 2%, cioè 15.000, hanno un trattamento terapeutico riabilitativo, per cui c'è un buco enorme rispetto alla salute mentale e alla salute psichica nei soggetti, nei bambini e adolescenti del Veneto, tenuto conto che in base al recente decreto sugli standard sui servizi sanitari, noi nel Veneto ci mancano 240 tra psicologi e neuropsichiatri e ci mancano 300 terapisti, professionisti di sanità, assistenti sociali, eccetera. Quindi abbiamo metà del personale che dovremmo avere, per cui come dire, è impossibile affrontare i trattamenti terapeutici riabilitativi, insomma, ecco, si fanno delle diagnosi dopo tanto tempo, ma non ci sono le risorse per affrontare le problematiche della salute mentale in età evolutiva. Dati regionali dimostrano che su 800 ragazzi ricoverati nel 2024 minorenni, 200 sono stati ricoverati nei reparti per adulti. Questo non è assolutamente accettabile. Noi abbiamo chiesto, tra l'altro, siccome che tanti mostrano disagio dai 18 ai 24 anni, che vengano creati dei reparti anche per questi adolescenti grandi maggiorenni, perché non possiamo accettare che anche questi, pur adulti considerati maggiorenni, vengano ricoverati nei reparti per adulti. È di fondamentale importanza la questione della salute mentale anche per quanto riguarda i bambini e le bambine. C'è sempre di più la consapevolezza da parte delle famiglie e di fronte però a questa consapevolezza che cresce mancano però i servizi. Pensiamo solo ad uno dei tantissimi casi che ci sono stati segnalati, in questo caso dal Tribunale del Malato dell'ASL 3, dove un bambino ha atteso oltre 7 mesi una visita neuropsichiatrica di fronte a una prescrizione di 30 giorni. 7 mesi per un bambino di 4 anni sono un'infinità, un'eternità non più accettabile.